Contro la proposta dell'ASP interviene il cartello sociale. Iniziativa del questore di Agrigento per ripulire un muro dalle scritte oltraggiose. Pretendeva interessi del 112% e godeva del reddito di cittadinanza. Festeggiato solennemente il patrono Sant'Antonio Abate. Ufficializzato dall'Acragas l'acquisto di Mauro Veneroso, la società intanto premiata per la promozione. Buongiorno da TVA Notizie. Assolutamente da evitare il ticket per parcheggiare nell'area dell'ospedale San Giovanni di Dio. Legittime le proteste attorno alla proposta dell'ASP. Ad intervenire anche il cartello sociale, il servizio di apertura di Arturo Cantella. Il cartello sociale di Agrigento, formato dall'ufficio pastorale diocesano e dai sindacati CGIL e CISL-UIL, interviene attraverso una nota stampa in merito ai parcheggi a pagamento dell'ospedale San Giovanni di Dio. I rappresentanti del cartello sociale affermano come un silenzio assordante da parte degli uffici competenti dell'ASP di Agrigento si contrappone alle diverse prese di posizione che manifestano stupore e contrarietà all'ipotesi di istituire aree di parcheggio a pagamento per chi si reca a San Giovanni di Dio. Quella che sembra più un'indiscrezione, infatti trapelata senza che ne seguisse una conferma o una smentita ufficiale da parte del responsabile. Sulla questione, la posizione dei rappresentanti del cartello sociale è molto chiara. Legittimo regolamentare in modo razionale gli accessi all'area antistante il nosocomio, prevedendo anche delle zone riservate a personale, ma non è assolutamente accettabile il principio di fare pagare un ticket a chi si reca in ospedale per accedere ai servizi sanitari, per visitare i degenti. Piuttosto appare opportuno e urgente presidiare e garantire igienicamente le aree esterne all'ospedale che agli occhi dell'utenza non offrono purtroppo un gradevole panorama. Infine, a giudizio dei rappresentanti del cartello sociale, ci sono ben altre emergenze da affrontare e senza indugi. A tal riguardo ricordiamo la manifestazione che si è svolta qualche giorno fa da parte del cartello sociale sulla mala sanità in provincia di Agrigento e non solo. E intanto come novità arriva una lettera inviata al commissario straordinario dell'ASP Agrigento, al dottor Mario Zappia, tramite PEC, il cartello sociale di Agrigento chiede la revoca dell'avviso esplorativo per l'eventuale concessione del servizio per la gestione delle aree dedicate al parcheggio dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Il testo della lettera afferma come a nome del cartello sociale della provincia i componenti Don Mario Solci, Alfonso Buscemi, Emanuele Gallo, Gero Acquisto, Salvatore Pezzino chiedono la revoca e il conseguente immediato ritiro dell'avviso richiamato in oggetto. Le reazioni di questi giorni di estrema contrarietà all'ipotesi di far pagare un ticket a chi si reca nella struttura ospedaliera ci conforta nell'avanzare una richiesta che ragionevolmente si oppone all'idea di utilizzare un luogo di sofferenza e di cura per fare cassa. Probabilmente la decisione si inserisce nel solco di quella filosofia che riguarda il privato come modello virtuoso per gestire la sanità, che in questo caso si pensa di applicare anche per un servizio accessorio come quello in questione. Va ricordato, continua la nota del cartello sociale, a chi immagina soluzioni di questo tipo che chi è costretto a frequentare il San Giovanni di Dio non lo fa per motivi turistici ovviamente, ma per necessità che comportano già un prezzo molto alto di preoccupazione se non di dolore. Aggiungere anche un balzello economico sarebbe decisamente fuori luogo e contrario a ogni principio etico. Per il resto la regolamentazione delle aree limitrofe al presidio ospedaliero va vista con favore anche al fine di curare meglio questi spazi e ordinare più razionalmente il posteggio delle auto, dei dipendenti e dei visitatori. Una lodevole iniziativa del questore di Agrigento Emanuele Ricifari sotto i portici di via Manzoni per ripulire le scritte contro la Polizia di Stato. Arturo Cantella. Il questore di Agrigento Emanuele Ricifari stamani, insieme ai componenti dell'associazione Vitalagna, ha deciso personalmente di dare un bel esempio, cioè quello di pulire le scritte ingiuriose
che sono state fatte nei pressi di via Manzoni sotto i portici ad Agrigento, inneggianti contro la polizia e altre similari. Beh sì, piuttosto è giusto per far comprendere a tutti i cittadini che prima di domandarsi cosa può fare lo Stato, la città, il comune, la regione per me, cosa posso fare io per loro? Questo è un piccolo esempio di piccole cose che possono essere fatte anche dai cittadini, certo non spetta a loro, però spetta a loro per esempio non scrivere queste cose o vedendo che qualcuno le scrive isolarlo perché lo fa. Come le è venuta questa idea? Invece di dire, come mi è capitato con qualche genitore improvvido, è una ragazzata. Non è una ragazzata, è una violazione delle regole della comunità. Non sono mai ragazzate queste. Non è soltanto l'esempio di chi pulisce, è soprattutto l'esempio di chi rispetta. Chi pulisce va a riparare a una mancanza di rispetto e vuol dire che la mancanza c'è stata. Evitiamo di avere mancanze di rispetto, rispettiamoci tutti. Professor Alessi, parliamo di questa iniziativa che voi avete preso a cuore, avete anche diffuso tramite i social. Quanto la ritiene importante? Io la ritengo importante nella misura in cui bisogna essere dalla parte di coloro che ci garantiscono la legge e non dalla parte di coloro che sono contro i valori. E in questo caso chi ha scritto quelle cose, chi la sera a volte in questa zona fa cose che vanno contro ogni aspettativa di dignità, ebbene bisogna che gli intellettuali agrigentini si stringano attorno alla Polizia di Stato, si stringano attorno a coloro che difendono i valori veri e facciano in maniera che la gente capisca che la città deve essere pulita, ma pulita innanzitutto moralmente. È il signor Questore che è venuto qui 2-3 giorni fa, giovedì scorso, a dare il proprio contributo al GREST dei bambini. Qui c'erano fino a domenica scorsa 170 bambini che giocavano insieme e ai quali è stata dedicata una giornata della legalità, per la quale io personalmente collaboro anche col parroco, contribuisco da decenni all'organizzazione. Questo è venuto, è passato da qui, ha visto queste scritte e ha detto: lunedì verrò e le cancellerò personalmente, perché noi come associazione Emanuele Aloi vogliamo sì parlare di legalità, sì di commemorazione, però pensiamo che il miglior metodo per regolare le commemorazioni sia quello del fare e del fare cittadinanza. Veniamo alla cronaca. Arrestato per prestiti con interessi del 112% al mese. L'uomo percepiva il reddito di cittadinanza. Prestava denaro e pretendeva a titolo di interessi circa il 112% mensili. La polizia di Agrigento ha arrestato per usura ed estorsione uno di Canicattì, di anni 45, percettore del reddito di cittadinanza, in esecuzione di un'ordinanza del GIP di Agrigento. L'indagato è stato posto ai domiciliari con l'obbligo di uso del braccialetto elettronico. A occuparsi delle indagini, che ha registrato l'inizionale ritrosia delle vittime, a collaborare è stata la squadra mobile di Agrigento, diretta dal vicequestore aggiunto Giovanni Minardi, con il coordinamento del procuratore reggente Salvatore Vella. Malgrado il muro di omertà, l'inchiesta sarebbe riuscita a raccogliere molteplici evidenze investigative, avvalorate da elementi oggettivi davanti ai quali le stesse vittime sono state spinte e denunciate quanto subito. Dalle indagini è emerso che dal dicembre del 2022 l'uomo avrebbe concesso somme di denaro a titolo di prestito personale, pretendendo dalle proprie vittime la restituzione, oltre che della somma iniziale dei soldi, a titolo di interessi e altri vantaggi usurari pari a circa il 112% mensili. Prosegue la ricostruzione della questura. L'indagato avrebbe terrorizzato e soggiogato le vittime a tal punto da sottrarre una di loro la carta bancomat con la quale avrebbe prelevato in autonomia le cifre pretese a titolo di restituzione del prestito concesso, con prelievi sproporzionati rispetto a quanto dato. Con la misura cautelare chiesta dalla Procura e firmata dal GIP è stata anche disposta la sospensione del reddito di cittadinanza. Durante l'esecuzione della misura sono stati sequestrati all'arrestato denaro e vari documenti.
Politica, 600 giovani democristiani riuniti ad Enna e molti agrigentini. Arturo Cantella. Ha avuto un ottimo riscontro l'iniziativa organizzata nella giornata di ieri domenica a Enna, che si è svolta presso l'Hotel Federico. Sono stati oltre 600 i giovani presenti alla prima assemblea regionale del Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana. Oltre 90 gli interventi che si sono succeduti e massiccia è stata la presenza delle donne in numero maggiore rispetto agli uomini. I giovani e non solo sono stati protagonisti sotto lo sguardo vigile e orgoglioso degli assessori Albano e Messina, del capogruppo dell'ARS Carmelo Pace, del presidente della Commissione Affari Istituzionali Ignazio Abbate e dell'eurodeputato Francesca Donato, oltre che ovviamente la presenza di Totò Cuffaro. Si è trattato di un'occasione importante di organizzazione, di riflessione, di confronto, legata principalmente alla costruzione di una nuova classe dirigente, con tante idee e progetti e tantissima voglia di partecipare, tutti motivati e orgogliosi di essere giovani democristiani. Oggi da Enna parte la nuova politica insieme alla DC nuova, la politica degli ideali, della concretezza e della solidarietà. Deve partire dai giovani che sono e saranno sempre di più la nuova classe dirigente del futuro. È tanta la voglia di partecipazione e di mettersi in gioco per essere utili alla propria terra. I sogni, perché si realizzano, bisogna crederci e i nostri giovani ci credono. Questi quanto dichiarato dal segretario nazionale della Democrazia Cristiana Totò Cuffaro. Ritengo che la politica debba partire dai giovani ed è per questo che sono stato tra i primi promotori dell'evento, che ritengo di fondamentale importanza per il futuro del partito. Vedere oltre 600 giovani presenti alla prima assemblea regionale giovanile ci riempie di orgoglio, e me in particolare, che da sempre ho voluto questa riunione del movimento. Questo quanto dichiarato dal parlamentare agrigentino all'ARS Carmelo Pace all'indomani dell'incontro avvenuto a Enna. Il fermento giovanile, continua l'onorevole Pace, ci indica che la strada che stiamo seguendo è quella giusta. La DC nuova non si fermerà. Tra il 29 e il 30 luglio si terrà ad Agrigento il congresso regionale del partito, eleggeremo i vertici della DC siciliana. Per quanto riguarda il movimento giovanile, attiveremo un procedimento che parta dalla base. Entro il 30 luglio verranno nominati i nuovi coordinatori giovanili, provvisori dei vari collegi provinciali, che a loro volta entro il 31 ottobre dovranno nominare il commissario cittadino giovanile e il direttivo giovanile di ogni comune della Sicilia. Entro il 31 dicembre, continua Pace, poi avverrà l'elezione dei segretari provinciali e regionali dei giovani DC. Il nostro sogno prosegue e intanto sono stati tanti i giovani che hanno aderito alla DC giovanile, tra questi anche Alberto Tosto, originario di Naro, della provincia di Agrigento. Inaugurata al Museo Archeologico di Agrigento la mostra delle memorie. Inaugurata oggi presso il Museo di Agrigento la mostra delle memorie degli illustri conterranei, che sarà visionabile fino al prossimo 1 luglio. L'iniziativa è stata organizzata e portata avanti dal Consiglio Notarile di Agrigento e Sciacca, presieduta dal notaio Claudio Gucciardo. Presenti documenti storici di grande rilevanza relativi ai nostri agrigentini illustri come il giudice Livatino, Camilleri, Pirandello, Ardecastro, Leonardo Sciascia, il generale Alberto Dalla Chiesa, Raffaello Politi. A seguire un interessante convegno in tema con illustri relatori come Domenica Brancato, Vito Fortezza, Beniamino Biondi, Giacomo Minio, Rosanna Florio. Nell'occasione di questa manifestazione l'Archivio di Stato ha dato in prestito le riproduzioni a stampa di alcuni atti notarili significativi che sono legati alla figura di Luigi Pirandello, a quella di Hardcastle e poi a quella importantissima di Lucchesi Palli. Si tratta di documenti che afferiscono all'ambito privato, quindi nel caso di Pirandello un atto dotale molto interessante perché comunque restituisce informazioni della vita privata del drammaturgo, nel caso di Hardcastle l'atto di compravendita di Villa Aurea, nel caso di Lucchesi Palli l'atto di donazione della biblioteca lucchesiana. Abbiamo accolto con grande gioia la richiesta del Consiglio Notarile di Agrigento. Questi documenti che abbiamo portato qui è possibile visitarli e vederli nella casa museo che si trova a Canicattì ed è una piccola parte di quello che poi è disponibile lì a Canicattì.
vediamo che c'è pure l'adesione per 2 anni a praticantato per notai, insomma, sì. È molto attinente alla materia. Sì, infatti quando con la notaio Gucciardi, che è il responsabile, ci ha esposto le sue richieste, la prima cosa che noi abbiamo detto è proprio che il giudice Livatino ha praticato il tirocinio notarile, quindi anche una parte di questi documenti riguardano quella sua piccola esperienza. La cultura continua a crescere. È il nostro cavallo di battaglia, ci sono degli atti, naturalmente sono in copia qui esposti di questa grande mostra, per cui anche atti di Pirandello, di Politi, di Livatino e comunque personaggi illustri agrigentini che hanno portato il nome di Agrigento, penso, in tutto il mondo. Quindi che benvengano queste iniziative e che siano anche di sprone per tutte le altre attività che verranno dopo, naturalmente in previsione del 2025. Tra l'altro il Consiglio dei Notai ha scelto proprio Agrigento per questo approfondimento professionale, ci sarà una settimana, un paio di giorni dedicati all'evento. Ma sì, non si poteva fare altro che scegliere Agrigento, visto lo spessore culturale della nostra città e visto anche lo spessore culturale dei personaggi che oggi sono qui protagonisti, anche se non presenti fisicamente, ma presenti con le loro opere. Motorlife, sali in sella e vivi un sogno. Manifestazione a San Leone in Piazzale Giglia. L'inclusione sociale viaggia sulle 2 ruote. Oggi a San Leone Rotaract ha promosso un'iniziativa insieme al Motorlife. Oggi una tematica che mi sta particolarmente a cuore è quella dell'inclusione sociale. Il Rotaract Club di Agrigento insieme a Rotary ha semplicemente promosso questa iniziativa grazie a Motorlife, insieme a Motorlife, e ci teniamo intanto a ringraziare l'amministrazione comunale nella persona del sindaco Francesco Miccichè, della Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile, che ci hanno concesso di effettuare questo momento di service in tutta sicurezza. Oggi non c'è stata nessuna diversità né disabilità, siamo stati qui insieme a nuovi amici, ci siamo divertiti e abbiamo semplicemente riso, scherzato e abbiamo fatto qualche giro in moto grazie anche a Rosario, il presidente della Motorlife. Nadia, oggi un'altra giornata di emozioni. Proprio come ha detto Giulia, oggi non è esistita la disabilità, siamo tutti uguali e siamo tutti qui per divertirci. Oggi è una grandissima giornata di adrenalina qui in Piazzale Giglia. Abbiamo trasformato un po' una piazza in un circuito, però i ragazzi si sono divertiti a fare 1000 acrobazie in moto con me, con tutto il mio team, anche con i ragazzi del Rotaract. Hanno provato l'ebbrezza di guidare anche mezzi elettrici in tutta sicurezza, quindi che dire, siamo riusciti anche oggi a regalare tantissime emozioni. Croce Rossa anche oggi ha voluto sostenere questa splendida iniziativa fatta da Rotaract e dalla Motorlife per questa giornata che è veramente bellissima. Queste giornate dovrebbero svolgersi spesso, perché sono delle giornate dove i ragazzi riempiono di gioia e di felicità e noi siamo sempre presenti in queste cose belle. C'è stato un gemellaggio tra i Lions a Realmonte, vediamo. Presidente del Lions Valle dei Templi di Agrigento, si conclude oggi una 2 giorni davvero straordinaria nel corso del quale avete siglato questo gemellaggio, questo patto con Lamezia e io ho sentito proprio poco fa il presidente del PEB di Lamezia che ha espresso una grandissima gioia per i momenti di conoscenza e anche di affettuosa amicizia che avete loro comunque donato. È un momento in cui possiamo dimostrare finalmente che la Sicilia e la Calabria non sono soltanto mafia e 'ndrangheta, ma sono anche valori, è un modo per stare insieme, per creare solidarietà, fratellanza, per scambiare esperienze, per scambiare storie, soprattutto di territori che hanno tantissimo da raccontare, e noi in questo momento stiamo celebrando qualcosa che è straordinario. Non abbiamo fatto solo vedere le bellezze paesaggistiche, tutto quello che è il nostro patrimonio architettonico, artistico e quello che la natura ci ha regalato, ma al contempo abbiamo fatto anche vedere tutta quella che è la nostra generosità, il nostro modo di accogliere l'altro, e questo è tangibile anche per il fatto che quando noi siamo andati in Calabria siamo stati allo stesso modo accolti in maniera encomiabile.
Oggi con la firma del patto sigliamo un'amicizia che speriamo duri negli anni. Domani mattina accompagneremo prima della loro partenza i nostri amici calabresi a vedere la casa di Pirandello e poi la nostra Valle dei Templi, e sarà un momento molto singolare perché hanno visto i templi di notte, adesso vedranno i templi da vicino e capiranno quanto è grande la storia della nostra terra. Mi domandano se sono contento di essere qua, quasi con apprensione, con un moto di affetto da parte degli amici del club Valle dei Templi. Io non sono contento, io sono felicissimo io e anche i miei associati, gli amici del club della Calabria, che sono venuti qui a ricambiare la visita fatta 15 giorni fa da noi, dove le valli sì sono diverse, lì è valle boscose, valle piene di verde, di fiumi, anche di cultura, però qui abbiamo trovato il mondo, un mondo veramente esaltante, un mondo bellissimo, siamo sprofondati nella cultura, nell'antichità e nell'affetto degli nostri amici qui di Realmonte, di Porto Empedocle e di Agrigento, cioè questo club ci ha accolti veramente come fratelli. E allora cosa trarre da questa esperienza? Gli stimoli ad aumentare questi vincoli, gli stimoli a fare ancora di più e continuare in questa nostra esperienza lasciando dei segnali, lanciando agli amministratori che possono utilizzare questi nostri legami per migliorare i rapporti e migliorare anche le condizioni delle nostre regioni, così belle, così selvaggiamente belle, ma anche così selvaggiamente violentate in alcuni casi. Ringrazio il sindaco e il vice sindaco che ci sono venuti a trovare, ringrazio la delegazione Lions, il presidente e il governatore di entrambi i club. Sì, Realmonte attenta, che affronta ogni giorno l'attività amministrativa con spirito di servizio e con quindi uno spirito lionistico, non poteva che accogliere con estremo entusiasmo questi amici che oggi ci sono venuti a trovare per confermare un patto di amicizia, per confermare un impegno sociale che mira alla solidarietà, al bene comune, e d'altronde la politica è ricerca del bene comune e le istituzioni non potevano che essere presenti. Pertanto io, nella doppia veste da sindaco del comune di Realmonte città della Scala dei Turchi, ma anche da componente Lions, non potevo non essere attenta con la mia squadra, con il mio presidente del consiglio, gli assessori e i consiglieri, non potevo non accogliere con estremo entusiasmo questo patto, questi ponti nella ricerca appunto del bene comune con lo spirito di servizio. Castrofilippo ha festeggiato solennemente il patrono Sant'Antonio Abate, il servizio. Grande devozione quella dei castrofilippesi verso il loro patrono Sant'Antonio Abate. La festa in onore del santo anche quest'anno è stata la dimostrazione che Castrofilippo è fatta di persone laboriose che credono nelle tradizioni che non si possono assolutamente cancellare. Una festa patronale in economia, con un comitato che ha programmato tanti eventi gradevoli, fede e divertimento insomma, e la tradizione è salva, malgrado qualche dispiacere legato a delle limitazioni senza un'apparente ragione, ma alla fine Castrofilippo ha onorato come sempre Sant'Antonio Abate ed è quello che conta. In programma, tra l'altro, la processione delle confraternite siciliane di Sant'Antonio Abate. Venerdì, giorno dedicato alla musica, con ospiti Mia Arnone e Ilaria Laimo, finaliste nel programma di Rai 1 The Voice Kids.
straordinarie come lo erano state già in trasmissione. A presentare la serata Mariella Badalamenti e Franco Mulè, quest'ultimo nella doppia veste di presentatore e componente del comitato. Ma veniamo agli ospiti d'eccezione, cominciando da Ilari Alaimo. I would only be in your way, so I'll go, but I'll know I think of you every step of the way. With me, so goodbye, please don't cry. We both know I know what you need. La piccola star Mia Arnone è riuscita ancora una volta ad incantare il pubblico. Con Loredana Bertè ti senti qualche volta? Sì, allora intanto c'ho il numero di Loredana Bertè e alcune volte ci messaggiamo. E quante volte vi siete sentite da quando hai lasciato la trasmissione? 3 volte. Qual è il tuo ricordo più bello della trasmissione? Il mio ricordo più bello quando si sono girati tutti e 4 i coach. Che ricordo hai della presentatrice? Antonella Clerici. Antonella Clerici. Che ricordo hai? Quando mi ha presa in braccio e mi ha portato con lei. E tutti coloro che ti hanno accolta, da Gigi D'Alessio agli altri, sono state delle persone che tu vorresti ancora vedere? Sì, tantissimo. E allora lo sai che sei bravissima, che Castrofilippo ti ama. Cioè, lo sapevo. Però dai, mi piace anche che mi vogliono bene. Io ho detto che tu sei interista, cioè ho ripetuto quello che hai detto sì. Tu, che sei interista, perché è una tradizione di famiglia. Io conosco il nonno e tu sai che il nonno ha portato a Castrofilippo dei giocatori importanti dell'Inter. Te l'ha mai detto? Non me l'ha detto però. Non te l'ha detto però, e allora dobbiamo dirglielo sta cosa. D'accordo. Beh, ti posso fare una domandina? C'è la mamma presente. Io ho saputo che hai un fidanzatino.
Pubblicità, linea alla regia, a tra poco. Festa popolare più antica d'Italia, quella che si ricorre ad Alcara Lifusi in provincia di Messina. Si trasformò infine in un movimento di festa comunitaria, in cui l'amicizia e la passione divennero le nuove dimensioni predominanti, esaltate dal proliferare di melodie eseguite da musicisti e cantori. Si svilupparono così nuove usanze, il rito del comparatico e il rito del corteggiamento. La sera del 24 giugno, davanti al Muzzuni, da sempre si scambiano promesse di amicizia indissolubili. Si incrocia il mignolo della mano destra con quello dell'amica o dell'amico e si recita così: Iritellu, facidi in amare, che ne ficimo compare, soccavemo ne spattemo e giammai ne sciarriamo, comparisemo e compari restamo, quando viene la morte ne spattemo. Per i Muzzuni si sciolgono le inimicizie, si intrecciano gli amori e i comparaggi. L'usanza vuole che davanti al Muzzuni le ragazze del paese abbandonino per qualche ora l'abituale riservo e ricambino in pubblico gli scherzi dei ragazzi. Da una parte e dall'altra si intreccia una schermaglia amorosa ritmata da un lancio di fiori. Alla fine di questa breve rappresentazione non resta altro che invitarvi a proseguire per le vie d'Alcara, divenendo voi stessi parte integrante della millenaria tradizione che vi abbiamo appena raccontato. Benvenuti alla festa del Muzzuni. Per noi rappresenta il momento più importante per la comunità alcarese, perché è l'evento per eccellenza che noi abbiamo qui ad Alcara, è un evento ormai millenario che si protrae da tantissimi anni, viene definita la festa pagana più antica d'Italia, ci sono tanti studi che testimoniano ciò, e come ogni anno il 24 giugno ad Alcara ci immergiamo in un'atmosfera particolare, in un evento dal sapore antico, in un rito millenario, e tutta la comunità e tutti i visitatori che sono presenti qui ad Alcara effettivamente vivono una serata dal sapore antico. Vogliamo in sintesi un po' spiegare cos'è il Muzzuni? Ma sinteticamente il Muzzuni è una brocca dal collo mozzo, una brocca nella quale vengono messe delle spighe di grano, dei garofani, simbolo di fertilità. Questa brocca viene rivestita con l'oro delle persone del quartiere, vengono messi gli oggetti tipici dell'artigianato locale attorno a questo altarino che viene allestito, e poi vengono tutti adornati alle spalle con queste tappeti particolari che vengono prodotte ad Alcara da alcuni laboratori artigianali, che sono le pizzare, e appunto poi all'imbrunire, nel momento in cui verranno deposte queste brocche su questi altarini, si comincerà a cantare, a ballare, a bere e a mangiare in tutti i diversi angoli del nostro centro abitato. E a Messina subacquea senza barriere. Vediamo di che si tratta. Da questa esperienza ho tratto anche questa volta delle cose veramente bellissime, perché questa volta, oltre
a fare l'immersione, ho avuto la possibilità anche insieme ad altri disabili di pulire i fondali del nostro mare, che sono riempiti di tutto di più come una pattumiera, e onestamente era giusto che anche noi abbiamo dato il nostro contributo oggi. Questa è una cosa importante non solo per il mare, anche per le nostre spiagge, che spesso e volentieri magari la gente che scende a mare li trova sporche per l'inciviltà di alcune persone che non hanno neanche l'idea come si vive. Comunque sono contento, speriamo che ci siano altri momenti di inclusione come questi e speriamo che altri disabili seguano la nostra scia per essere sempre di più e dimostrare quello che realmente possiamo fare. In questa occasione ci siamo immersi 2 non vedenti, io e la mia amica e collega Francesca Caracausi, e anche altri ragazzi con lo spettro autistico hanno contribuito come noi in questa bellissima giornata. Oggi un altro bellissimo momento di inclusione. Continua la nostra attività, quindi quella di Ecosfera, rivolta al mare, rivolta alla tutela del mare e anche alla tutela delle nostre spiagge. E quindi siamo qui con tanti amici che sono diversi e che hanno deciso anche loro di dare un contributo all'ambiente, e quindi si raccoglie di tutto e di più in spiaggia, e non solo in spiaggia ma anche a mare. L'appello che vorrei un po' lanciare è: evitiamo di inquinare, anche perché per far sì che questo mare resti pulito tutti quanti dobbiamo dare un contributo importante, che è quello di non buttare questi oggetti in modo indiscriminato. Noi siamo qui per dare dei segnali e per dire insieme si può. Esaminiamo sempre i dati dell'annuncio, le foto utilizzate e tutte le informazioni di contatto che sono presenti dentro l'annuncio. Anche le foto delle case dobbiamo cercarle sui comuni motori di ricerca per scoprire se sono false. E poi verifichiamo l'autenticità dell'annuncio, verificando l'URL, quello che appare nella barra dell'indirizzo. Controlliamo la validità delle proposte, verificando i feedback lasciati da altri utenti, e diffidiamo da offerte lontane dai prezzi di mercato. E come pagamento utilizziamo solamente il metodo proposto nella piattaforma ufficiale, non accettiamo bonifici, carte prepagate, non paghiamo in quel modo. E sempre occhi aperti, perché i truffatori sono dappertutto. Siamo alla pagina sportiva calcio. L'Acragas ha ufficializzato l'acquisto di Mauro Veneroso, classe 96. Intanto la società è stata premiata per la vittoria del campionato di eccellenza. Arturo Cantella. Ufficializzato il riacquisto della società di calcio dell'Acragas, si tratta di Mauro Veneroso, fantasista, classe 1996, che si presenta così ai suoi tifosi. Sono molto felice di aver scelto Agrigento per la nuova stagione 2023-2024. Volevo ringraziare in primis la società per avermi dato questa grandissima occasione di giocare in una piazza come Agrigento. Un saluto particolare a tutti i tifosi dell'Acragas e ci vediamo il 24 luglio per iniziare questa nuova avventura tutti insieme. Non vedo l'ora di cominciare e di gioire insieme a tutti voi. E intanto la società biancazzurra dell'Acragas è stata premiata per la vittoria del campionato di eccellenza Girone A. Sul palco è salito il dirigente Totò Bottone e ancora Desiderio Garufo, che è stato votato il miglior giocatore in assoluto del campionato di eccellenza A e il miglior centrocampista della stagione. Poi Antonio Elazzai, miglior portiere del Girone A dell'eccellenza, Juan Manuel Barrera, miglior difensore sempre nel campionato di eccellenza Girone A, Bernardo
Leonardo Baio, miglior giovane mister Nicolò Terranova, miglior allenatore del girone A dell'eccellenza. Presenti all'iniziativa, oltre al dirigente Boltoni, i calciatori Baio e Garufo. I colori della Costa del Mito sul podio del Safari Rally. Arturo Cantella. I colori della Costa del Mito sul podio del Safari Rally. A conquistare il terzo posto di classe di questa gara, valevole per il campionato mondiale rally, è stato Carl Tundò su Skoda R5. Giancarlo Davite purtroppo ha dovuto abbandonare la gara per un lieve incidente, mentre Pietro Cannobbio ha avuto un problema al motore e non ha preso il via lo scorso 22 giugno. Il Safari Rally si è concluso ieri, domenica 25 giugno, col piazzamento meritatissimo. La magnifica gara africana ha visto protagonista il brand della Costa del Mito, che va da Gela a Selinunte, che continua a essere presente in manifestazioni motoristiche alla guida dell'amministratore Fabrizio Lagaipa. Tra le iniziative il Ferrari Tour Costa del Mito e il Giro di Sicilia tappa Costa del Mito. Dunque grande entusiasmo nel team Jolly Tech di Giuseppe Cerrito, che è ritornato vittorioso in un evento del VRC mondiale. La gara è stata seguita in diretta da Rally Italia Live in sinergia con Giuseppe Galfano, che è uno dei referenti della Costa del Mito. Con la cerimonia di premiazione si è chiusa pertanto questa edizione avvincente per le condizioni meteo che hanno reso incerto l'esito fino all'ultima prova. E con questo è tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.